amici, ben ritrovati, una nuova puntata del Punto della Situazione, una rubrica dei eventi del territorio trasmessa sul Veneto Globe nei vari canali social. Ormai ci siamo abituati, queste interviste vengono fatte da remoto, via computer, via tablet, via smartphone. Quest'oggi abbiamo un ospite particolare, abbiamo con noi il sindaco di Crocetta, Marinella Formina. Marinella, buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi. A lei sindaco volevo chiedere, ormai il lockdown è alle spalle, ce lo auguriamo, un po' di libertà ce le hanno lasciate, però da te volevamo un excursus storico del mese di aprile. Cosa è successo a Crocetta? Allora, per come è andata Crocetta, noi siamo stati veramente per certi aspetti fortunati. Abbiamo avuto 3 casi di positività risolti benissimo e quindi tutto sommato da un punto di vista sanitario ci è andata molto bene. Il lavoro che è stato fatto è veramente grande perché è stata la gestione della macchina coronavirus, cioè come fare a comportarsi in una maniera piuttosto che nell'altra, che veramente ha richiesto un grande lavoro. Dal nostro punto di vista, se dovessi fare una valutazione come contagi, è andata bene, è andata veramente bene. È merito anche, secondo me, della cittadinanza. Ci siamo rivelati, per come la vedo io, ci siamo rivelati veramente dei bravi cittadini. Se tu cammini per le strade adesso, siamo tutti con i guanti e la mascherina, o perlomeno la mascherina, se ricordiamo il mese di aprile, ricordiamoci i giorni di Pasqua, Pasquetta, vuoto. In un paese come il nostro, che è fatto di bosco, di grave del Piave, di strade all'aria aperta, di viottoli così che ti danno veramente la voglia di passeggiare, vuoto. Quindi è un grazie veramente che bisogna dire ai concittadini. Ci siamo comportati bene, noi in questo frangente avevamo come forma di controllo, come struttura di vita e controllo, la caserma dei carabinieri. I carabinieri hanno fatto un gran lavoro perché proprio per come è fatto il nostro territorio, cioè molto variegato e molto ampio, non è facile controllare bene una cosa del genere. L'hanno fatto e io veramente ringrazio, però bisogna dire che per primi i nostri concittadini, quando siamo in fila, tutti in fila a distanza, tutti bravi, sono bravi. E ne siamo felici anche noi, quindi un esempio anche per tutti gli altri paesi. Un'altra domanda, sappiamo che per fortuna la crisi sanitaria non c'è stata, però sicuramente anche voi come comune avete dovuto affrontare quella che è stata una crisi economica, nel senso le attività sono state chiuse tutte di un botto e quindi sicuramente ce lo auguriamo il meno possibile, però c'è stato comunque un aumento di afflusso di persone che si sono trovate in difficoltà verso il vostro ufficio del sociale. Sì, allora anche qui, se noi guardiamo un po' in dettaglio come è andata la situazione, c'è un aspetto che è veramente importante e che per certi aspetti è inaspettato, nel senso, non me lo immaginavo così personalmente. Quando la comunità si è sentita in pericolo, come è successo adesso col coronavirus, si è ritrovato un senso di volontà, di desiderio di dare, di essere utili. Ecco, questo è un po' il senso, che è veramente grande. Si sta ancora manifestando e si manifesterà, io spero, e questa è, secondo me, la maniera per sorpassare anche la crisi, oltre che sanitaria, anche quella economica. Sapete che come tutti i comuni abbiamo avuto bisogno della protezione civile per i movimenti vari all'interno del paese come verso l'esterno. Si è aggregata gente nuova alla protezione civile, magari persone che ti hanno detto: guarda, in questo frangente ci sono, poi sai che io sono impegnato in altre cose, non ci sarò, ma ora ci sono. Questa è la vera anima
proprio l'anima del paese. Bellissimo, bellissimo. Io credo che adesso si stanno manifestando le difficoltà, adesso ci sono i buoni spesa, non ne abbiamo tantissimi, però ci sono. Adesso c'è bisogno di dare un incoraggiamento alle famiglie, c'è bisogno di far ripartire la macchina del sociale che si è per certi aspetti spenta, parlo degli asili, delle scuole, di tutto quel mare di attività che fanno comunità e che sono state fermate e che hanno bisogno di ripartire. Ripartiremo con regole nuove, ma dobbiamo ripartire. Non si può lasciare che il paese non viva i suoi momenti di aggregazione. Li vivremo un po' modificati per un pochino, ma poi dobbiamo ritornare ad essere quella bella comunità che siamo sempre stati. È quella l'anima per far ripartire l'economia, cioè credere nel fatto che il mio vicino di casa mi è amico e lui mi aiuta e io lo aiuto. Credere che ogni volta che c'è bisogno di comprare qualcosa, qualcuno viene da te. Cioè, fare solidarietà significa, ha un valore soprattutto economico e adesso secondo me lo dobbiamo dimostrare. Tantissime persone ci hanno aiutato, tante persone che magari hanno grosse possibilità anche economiche hanno dato e a loro va il mio grazie. Dovrei averne un elenco che un giorno Meglio non dimenticare nessuno, facciamo uno a uno. Di pubblicizzare, ma veramente li ringrazio tutti. Chi ha dato poco, chi ha dato tanto, tutti abbiamo dato qualcosa. Questa è la comunità. Se una comunità è così non avrà paura della crisi, noi la vinceremo. Quindi nel piccolo Crocetta si è dimostrata grande. Io sono convinta di sì. Guarda, ieri c'erano delle squadre di protezione civile che mandavano fuori ancora le mascherine perché ne abbiamo ancora da mandare fuori. Intanto eravamo con altre persone, anche di protezione civile, ma anche volontari così, che hanno piacere di dare una mano, e piantavamo fiori nelle aiuole. Perché? Perché è bello vedere il paese bello. Quando ci crediamo è lo stesso piacere che si ritrova quando si trova un amico, quando si tornerà a bere lo spritz assieme, quando ci ritroveremo alla sagra. E io auspico che ci ritroveremo alla sagra senza le mascherine, perché sapremo vincere e combattere bene questa battaglia. È qui il bello, secondo me, l'eccezionale forza che ha dimostrato il Veneto in maniera stupenda e a cui credo, e anche Crocetta nel suo piccolino lo ha dimostrato, lo sta dimostrando e secondo me lo dimostrerà. Quindi quando abbiamo bisogno di una mano sappiamo che ci siamo, tra di noi ci aiutiamo, quando abbiamo bisogno di dare una mano agli altri lo facciamo e tutti assieme non dobbiamo aver paura della crisi, la vinceremo. Non mi piace chi fa pessimismo. No, bisogna sempre avere una goccia di positività. Tue maniche e avanti. Sindaco, il tuo racconto era fin dalla prima parola pieno di enfasi, quindi te lo faccio ripetere ufficialmente. Hai 2 minuti per i telespettatori e per tutti i tuoi concittadini di Crocetta, un grazie. Ringrazio tutti chi si è prodigato, chi ha avuto il tempo, il modo, la disponibilità anche fisica per aiutare chi ne aveva bisogno. Ringrazio chi nel momento del bisogno ha saputo esprimerlo in maniera corretta e coerente con le metodologie che abbiamo adottato in questo momento. Io ringrazio veramente chi mi ha aiutato, chi ci ha aiutato. Ringrazio, se permettete, ma veramente tanto, la protezione civile in quanto tale, perché hanno saputo rischiare e non è facile, perché nei momenti, se ci ricordiamo aprile, avevamo paura del virus, avevamo paura di quel nemico che non sai bene dov'è e loro sono andati avanti, hanno fatto tutto lo stesso. Gli abbiamo chiesto qualsiasi cosa e ci hanno sempre detto di sì. Quindi, secondo me, ai miei concittadini dico, avanti, non ci ferma nessuno, perché abbiamo risorse che veramente
sappiamo tirar fuori solo quando serve, ma ci sono. Esatto, e noi italiani sappiamo come fare. Sì, sì. Marinella Tormina, sindaco di Crocetta, noi ti ringraziamo tantissimo per questo tuo entusiasmante intervento che hai voluto condividere con noi. Ti auguriamo che anche noi, da parte di tutto lo staff televisivo, un grossissimo bocca al lupo, salutiamo tutti i tuoi concittadini e ci diamo appuntamento per la prossima puntata. Sindaco, grazie mille ancora e arrivederci. Grazie mille, grazie a voi, siete sempre presenti. Grazie tante, Grazie. arrivederci.